Vedrete degli orizzonti oscuri, perché è come se il mondo si muovesse sempre, come se la realtà in qualche modo giocasse sempre con sé, e se io giocassi con la realtà. In tutte queste opere vedete sempre la presenza anche dei bianchi e dei neri. Il nero è pericolosissimo, come il bianco. Uno degli elementi importanti fra me e la mia pittura è la nostalgia. La nostalgia della terra nella quale io sono cresciuto da ragazzino, anche se incidentalmente, dico io, sono nato a Milano in 35 giornate, ma sono cresciuto fino ai 25 anni a Messina e questo mi ha dato modo di assorbire il colore, il calore delle persone, il colore delle cose. Sono venuto a 25 anni a Milano e non mi muoverò più da qui, perché mi si può dire la nostalgia, prendi il treno o la macchina e te ne torni giù. No, perché in quel caso perderei quell'atteggiamento quasi miracoloso che c'è fra chi ricorda le cose e le dipinge e chi invece le vive non dando il valore che hanno, se è sul luogo in cui sono avvenute. La propria scuola elementare, ciascuno di voi, sempre la trovate ogni giorno passando per andare a fare la spesa, è un luogo comune. Se doveste andare, foste andati in Australia per 30-40 anni, tornando nella cittadina nella quale siete cresciuti, andreste a vedere l'angolino in cui giocavate con le figurine, non so io, in cui avete fatto qualunque esperienza di vita e diventano posti mitici. Quindi per lasciarli tali, i posti mitici, bisogna porre una distanza. La distanza rende poetico il luogo dell'adolescenza. Io ho scelto questo, anche perché è un posto di mare, questo mi permette una grande varietà di immagini che vanno dal paesaggio del mare, ma perché no anche a rapporto con la luna, col sole, con tutto quello che riguarda un paesaggio esterno, diciamo che ci fronteggia. Un'altra cosa che vorrei che si notasse è che non ci sono, io non ho timbri nel mio lavoro, nel senso che non ho scoperto il timbretto e la riconoscibilità. Ci sono pittori, si potrebbero anche fare di nomi, Potero è uno di questi per esempio, che è riconoscibile perché comunicano le cose. Ci sono altri pittori, non so per dire, Capogrossi, che lavorando con elementi incrociati, riconoscibile, non si riconosce. Ma io credo che sia anche noiosissimo entrare in studio e continuare a fare i propri lavori sapendo di non avere alternative. Io non me la pongo questo problema, io lavoro su quello che voglio. Il mio grande maestro è Picasso. Picasso ogni 4-5 anni cambiava maniera di dipingere, per cui se voi l'aveste conosciuto e aveste detto ma non è male questo giovane pittore, torno fra qualche anno e gli compro un quadro, tornando avreste trovato dell'altro e questo in successione per 10 volte. Quindi questo era straordinario perché se ne fregava del mercato e il mercato invece lo seguiva. Quindi il problema è non seguire la necessità di chi guarda, di chi fruisce dell'opera, quanto esprimere, se si è in grado di farlo, la propria poesia.